Allora, c'è un altro tema importante e anche su questo siamo stati sollecitati anche da voi, anche se era già stato anche affrontato dalla CNA, e c'è un altro messaggio prima, ma vogliamo capire che l'Italia è lunga e il potere di acquisto è diverso da regione a regione, addirittura tra comuni della stessa regione c'è differenza, il reddito pro capite è diverso tra le città d'Italia, verissimo, basta vedere la differenza tra Milano e Padova, Lombardia e Veneto e ci rendiamo conto. Altro messaggio, direttore, quest'oggi io faccio 90.000 km all'anno, spesso in certe località con limite dei 70 km orari, arrivi ad una curva a gomito e trovi il limite dei 50 con adiacente autovelox, questo è per sicurezza, o semplicemente la volontà di fare cassa? Puntini, 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 vedrei io e non commentiamo. Vabbè, come vede l'argomento giustamente sollecita anche così gli animi. Stretto di Suez, problemi, ravvedete problemi voi ravvedete proprio problemi per la manifattura italiana, perché date la mano, tramite il canale di Suez transita il 40% dell'import e dell'export veneto per l'Asia, su 82 miliardi di export veneto 10 miliardi riguardano il mercato asiatico, su 72 miliardi di import 7 provengono dall'Asia e ora rischiano lo stop. Questo sono i dati che avete estrapolato voi. Sì, sono dati che derivano poi dalle valutazioni del nostro ufficio di statistica e che ha capito la necessità che questa cosa qui impatta direttamente anche sulle singole e piccole imprese del nostro manifatturiero veneto. È una dinamica che tende a essere crescente perché se la situazione del canale di Suez non si risolve in tempi rapidi, noi ci ricordiamo, abbiamo memoria anche di quello che è successo quando la nave è stata messa di traverso per una quindicina di giorni, adesso non mi ricordo esattamente il numero di giorni, ma comunque l'impatto che ha avuto. Qua stiamo andando avanti da settimane e il rischio è che le grandi compagnie, alcune di queste l'hanno già dichiarato, decidano di scegliere una nuova rotta circumnavigando l'Africa, con un aggravio di costi che rischia di essere molto maggiore e di tagliare fuori anche dalle rotte poi i nostri porti Venezia e Trieste che sono all'interno del contesto del Mediterraneo, perché girando per fuori oltre allo Stretto di Gibilterra poi vanno direttamente a Rotterdam. Questo è un rischio internazionale importantissimo che impatta soprattutto in una realtà come la nostra, che è fortemente evocata ad trattare le materie prime per trasformarle a livello manifatturiero e poi esportarle all'estero. È una dinamica che intanto nelle prime settimane abbiamo già visto un aumento dei costi del 10%. Giustificato oppure solo perché si è ravvisata la che sia giustificato o no, è stato comunque attribuito alle imprese a seguito dei danni e difficoltà che hanno avuto le compagnie che transitano per il canale di Suez. Parliamo soprattutto di elementi di elettronica, parliamo di approvvigionamento di petrolio o derivati, parliamo anche di dinamiche di export per quanto riguarda settori importanti come quello dei macchinari o comunque della metalmeccanica, ma anche della moda, che sono ambiti molto importanti per quanto riguarda il nostro territorio del Veneto. Come ben capite, qui il tema di geopolitica, tensioni internazionali, alla fine grandi discorsi, ma quello che è concreto è che impatta sulla spesa di tutti i giorni e che impatta sul lavoro delle imprese del nostro territorio tutti i giorni, a prescindere dalle dimensioni e dal settore in cui operano. Assolutamente. Voi proponete di trovare delle alternative, vero questo? Beh, questa è una riflessione che è stata fatta anche con la dinamica del gas, anche se quando è successo tutta la problematica legata all'Ucraina siamo riusciti in qualche modo a diversificare e anche a trovare delle fonti alternative. Qui il tema è quello di ripristinare alcune lavorazioni all'interno del contesto, io dico europeo perché italiano non è sicuramente sufficiente. Costerebbero troppo, ma se la dinamica di logistica
va in una dimensione di aumento così esponenziale, alla fine non è così ingiustificabile il costo, e poi ci renderebbe meno dipendenti da dinamiche internazionali sulle quali ormai abbiamo capito pesa la nostra vita e la possibilità di lavoro. Cioè, noi siamo un paese che non ha materie prime, che tra l'altro, esempio pratico, sta demolendo anche, per dire, non so, l'approvvigionamento dell'acciaio in Italia, con la chiusura dell'Ilva rischia di far morire definitivamente l'approvvigionamento per le nostre imprese metalmeccaniche. Quindi se noi demoliamo tutti gli approvvigionamenti nel nostro territorio, il tema è stato anche, il rischio è quello appunto di non avere più la forza di essere competitivi. Un esempio di inserimento è stato fatto anche con Intel, per dire, nell'ambito elettronico nel nostro contesto, e lì ha pesato la burocrazia, probabilmente la difficoltà di essere attrattivi, e su questo dobbiamo lavorare ancora molto, certo, perché se poi vanno a finire in Polonia, in Germania, ci sarà un motivo oggettivo che va valutato. Probabilmente è legato a degli atavici e cronici problemi che noi abbiamo e che magari dovremmo tentare di superare. Certo. Segretario, purtroppo il tempo è volato, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, non abbiamo affrontato il capitolo delle comunità energetiche. Voi peraltro avete organizzato anche un incontro prossimo, certo, giovedì 1 febbraio alle ore 18 al Best Western Plus Net Tower Hotel a Padova, dove parlerete delle comunità energetiche che partono. È stato firmato infatti il decreto attuativo e pubblicato il bando regionale di sostegno. Parleremo anche di questo in una prossima occasione, spiegando bene cosa sono queste comunità energetiche. So che molti sono anche interessati, comunque informatevi dalla CNA, c'è questo momento di incontro e di presentazione che può essere significativo, perché ci sono anche esperti del settore tra l'altro che parleranno. Certo. Grazie ancora segretario. Grazie a voi telespettatori. Cari telespettatori, grazie di aver partecipato con i vostri numerosi messaggi che sono anche molto utili per la discussione. Continuate a scriverci, se avete poi problemi, avete avuto questioni eccetera, c'è l'associazione CNA che può aiutarvi. Buon proseguimento, ci vediamo sempre sul canale 19.